Conosci la storia di Giovanna Eleonora, contessa di Paternò? No, te la racconto io. La figura di Giovanna Eleonora è legata a una leggenda. Si narra che costei fu una madre disperata perché perse il suo amato figlio caduto dalla culla a causa della rottura dei lacci che la sorreggevano. Distrutta dal dolore, Giovanna si gettò dalla rupe dove oggi sorge il santuario della Consolazione e dopo un lungo volo consegnò l'anima a Dio. Ma la sua storia non finisce qui. Ogni notte il suo fantasma torna nel castello di Paternò e cerca invano la culla e le spoglie del suo bambino. Poi, al primo nascere del sole, ritorna sulla rupe, testimone di pietra di quella tragedia. Eppure c'è da dire che il destino di Giovanna è ancora più oscuro. Il suo corpo, conservato fino ai primi del Novecento in una teca presso i ruderi del convento di San Francesco, fu trovato da alcuni ragazzi e gettato nel pozzo che era al centro del chiostro. E lì ancora giace dimenticato, proprio come la sua storia. Ciò che resta di lei resterà per sempre sepolto nell'oscurità. Se ti è piaciuta questa storia, seguimi, così potrai ascoltare le prossime storie che narrerò. Ciao!